Un ritratto appassionato di chi attraverso la scelta del laicismo ha speso la vita testimoniando i veri valori della cristianità e del cattolicesimo, e questo è il messaggio emerso ieri nel corso dell'iniziativa organizzata dal CEPASA in memoria di Fratel Biagio Conte, che ha previsto una messa e a seguire la presentazione del libro dal titolo Fratel Biagio Conte nella città dei Templi, un rito religioso con una coinvolgente omelia sviluppata da Don Lillo Argento, parroco della chiesa di San Nicola, e poi le relazioni con la chiusura dell'autore Paolo Cilona. Al termine, alla presenza di un qualificato pubblico composto da letterati e scrittori, è stato acceso un tripode della pace, quella che Biagio Conte cercava insieme al suo impegno per gli ultimi. Paolo Cilona, un libro su Biagio Conte, una serata certamente emozionante nel corso della quale il laico Biagio Conte ha tirato fuori la spiritualità, e una spiritualità che poi ha pervaso il pubblico e il libro. È stata una bella serata in ricordo di Biagio Conte, primis con la Santa Messa in suo suffragio, il secondo con la presentazione del libro che racconta tutti i passaggi che lui ha fatto nella terra agrigentina, compreso il momento per ricevere il premio Telamone per la pace, e poi l'accensione del triplo della pace rivolto al mondo intero, che oggi il mondo ha bisogno di pace, di amore e di solidarietà, ed era sempre il cammino che veniva sempre attraversato da Biagio Conte. Quindi noi con questi tre avvenimenti, messa, libro e accensione e tripode, abbiamo ricordato una persona importantissima che ha lasciato una traccia indelebile del suo modo di essere, del suo modo di venire incontro alle esigenze dei poveri e soprattutto degli invisibili. Quindi è una serata interessante dal punto di vista del ricordo nei confronti di uno che quando prima sarà santo.